Buongiorno a tutti! Grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Continuiamo le nostre interviste con le operatrici storiche di Scolagire, di cui Chiara, ciao Chiara. Ciao a tutti. Grazie per essere con noi, è un membro attivo. Chiara, allora inizia tu, parlaci un po' di te, soprattutto insomma di cosa facevi prima di incontrare Scolagire e poi ci racconterai di cosa è successo dopo, anche perché hai deciso di iniziare, per esempio. Certo. Allora, cosa facevo prima di incontrare Scolagire? Allora, a livello di professione, la maestra elementare nella scuola statale A Prato? Prato, sì, e nel 2020, anno benedetto, direi a oggi, se guardo indietro nel tempo, ho vissuto come tutti noi un periodo molto molto evolutivo e quindi grazie a questo, diciamo, sono entrata in crisi e le crisi sono delle benedizioni, se sappiamo sfruttarle ovviamente, altrimenti si schiacciano, vabbè, si vede che poi uno deve lavorare in altro modo e quindi non soddisfatta di quello che stavo vivendo a livello professionale, a livello della vita sostanzialmente, mi sono messa in cerca di qualcosa che mi facesse tornare la visione che avevo prima di determinati periodi storici, chiamiamoli in questa Quindi maniera. l'entusiasmo che avevi, per esempio, per la tua professione. La mia professione, che c'era sempre, però era come se fosse un po' sopita, un pochino sopita, soffrivo un po' dell'omologazione, insomma un po' di queste cose qua. E quindi nella mia ricerca, cerca, trova, e ho trovato Adele su YouTube e anche su Instagram con dei video sulla nuova pedagogia, con il percorso appunto di Scoragire, quindi e lì ho detto, però, cioè proprio sono rimasta folgorata di dire, perché è come se quella cenere, quel carbone, diciamo così, no? Che era un po' assopito, quel fuoco un po' assopito, dalle parole tue, Adele, insomma, di quelle che dicevi nei video, le riconoscevo, c'erano le stesse mie, quelle che sentivo. E quindi ho mandato un'email, chiesto informazioni e tutto, e poi ho partecipato a uno dei raduni online e lì ho preso informazioni e subito ho detto sì, mi devo segnare in questo percorso, che ho trovato cioè, sbalorditivo perché non era soltanto un ottimo percorso per approfondire le tematiche chiaramente della nuova pedagogia, cioè strettamente legate alla didattica o comunque che ci sono anche queste ovviamente, però ho trovato proprio un percorso che era la mia strada, ovvero che cosa intendo? Sicuramente ho capito che um, sembra, diciamo, quasi una banalità dirlo, ma non lo è, che l'entusiasmo ce l'hai dentro e che va coltivato, se lo vuoi mantenere ovviamente, e quindi parti sempre da te. In tutte le cose si deve partire da noi e quindi capire, diciamo, come proporsi agli altri, ma partendo da noi stessi, quindi con tutte le varie, diciamo, capire, andare nello specifico dei lati anche tuoi oscuri che hai, delle tue ombre, delle tue paure, e questo infatti in Scolagire viene molto sollevata come tematica, grazie anche allo studio della psicosintesi, che infatti io non conoscevo e tramite appunto il percorso ho conosciuto e sto continuando perché poi è un processo che dura tutta la vita, il deconzestionamento, il conoscersi per come siamo chiaramente ed è quasi un gioco, cioè io mi sento a giocare sostanzialmente da che sono a scuola Agire gioco, cioè nel senso veramente la mia vita sta diventando un gioco ed è bellissimo e me lo Giochi la vita, giochi la vita. gioco la vita perché tra l'altro lì, diciamo, e questo è un po' il pre-scuola Agire e la frequentazione di scuola Agire,
E che cosa è successo? È successo che sentivo la spinta proprio a fare altre esperienze a livello professionale e in uno dei laboratori che sono stati fatti poi appunto nel percorso di Scuola Gire, ho conosciuto Marta Esposito, che è una bellissima persona, vicino alla, insomma, è qui di Prato perché io non l'ho detto, ma sono di Prato, in Toscana, vivo lì, e appunto ci siamo conosciute e lei aveva già, insieme a Daniela, insomma, altri fondatori, fondato appunto un'associazione che si occupa di educazione parentale e quindi lì cioè, mi ha parlato di questa realtà che comunque anche in Scuola Gire viene affrontata questa nuova modalità di stare con i bambini, di accoglierli, di supportarli e più che altro di farli esprimere per come sono, quindi senza mettere, senza considerare delle situazioni che ci portano come strambe, ma in realtà è tutto quello che ci porta nel nostro, sostanzialmente siamo noi e quindi è sempre l'adulto che deve lavorare. Il bambino è perfetto così com'è, e siamo noi, invece insomma. Quindi è lì. Quindi tornando a noi, ho conosciuto Marta e la quale appunto mi parlava della sua realtà e quindi io a quel punto ho colto la vita dove mi stava conducendo, ho lasciato la scuola statale, sono licenziata e sono in quel progetto bellissimo che è appunto il progetto di Stellaria, della nuova, insomma, della scuola parentale. Insieme anche a un altro esponente, un altro ragazzo che poi successivamente ho conosciuto sia io che Marta in un altro raduno di Scuola Gire territoriale, quindi Adriano Toccafondi che questo sarà il secondo anno con noi, fa parte del nostro team educativo, quindi il triangolo educativo, 3 persone con la punta maschile che ci vuole sempre, quindi è bellissimo, insomma, io sono felice, quindi bellissimo. La cosa che però mi piace dire è questo, che cosa è stata Scuola Gire, cosa è in modo un paio di occhiali, perché io avevo una visione, no? Che poi però si era un po', come dire, sfocata. Allora, Scuola Gire è stato semplicemente nel modo bellissimo dire semplicemente, un paio d'occhiali che mi sono messa, diciamo, e, e da lì ho visto la mia visione però. Quindi la cosa bella secondo me di Scuola Gire, quindi del percorso che tu hai costruito e stai costruendo, lo stai portando avanti e ampliando. Insieme ad altri docenti, diciamolo, perché non è solo merito mio. No, 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 poi esatto, ci sono altri docenti stupendi, poi appunto anche il discorso della libera università, di nuova pedagogia che è meravigliosa, si fa un sacco di corsi eccezionali. Cioè, praticamente, però che cosa? Ti fa crescere per come sei te. Quindi la cosa bella che io ho vissuto e vivo è che gli occhiali alla fine, cioè la visione che io riesco a vedere è la mia e quindi non c'è un indottrinamento, anzi tutto il contrario per quanto mi riguarda, perché io una cosa sento di dire, che quando mi sono approcciata a Scuola Gire, no, negli anni 20, eh, Un secolo fa. un'altra vita fa, Una vita esatto, fa. un'altra Chiara fa, o comunque un po' persa. Eh, um, un po' la mia, diciamo, paura, titubanza era, ma non sarà una setta? No. E questo ci tengo a dirlo, perché ti rende autonomo nella scelta, nella ricerca, nel fare. È un supporto, proprio nel senso vero della parola. Ti supporta, ti spinge ad andare. Certo, la rincorsa te la dà, però devi correre te poi alla fine. Diciamo che noi lavoriamo sull'autonomia proprio perché quello che sperimentiamo noi poi lo dobbiamo far sperimentare ai bambini, ma se noi non siamo in grado di provarlo nella nostra vita non riusciamo nemmeno a farlo fare poi ai bambini con i quali lavoreremo, che stiamo crescendo, ecco. Esattamente.
quindi questo, poi non solo, poi appunto sempre nel corso di sforagire, insomma ormai ho sperimentato anche il teatro evolutivo, che io diciamo che fin da bambina, da quando avevo 7 anni, ora ne ho 44 suonati, ho fatto sempre danza, tutte le danze possibili, dalla classica per tanti anni, esami anche alla Royal Academy, insomma così, danza contemporanea, tip-tap, tutte le salse di danza che ho sempre fatto. Poi mi sono affacciata anche al teatro danza e tuttora lo sto portando avanti con una Esther D'Argenio che è molto interessante anche lei. E poi però mi mancava l'uso della parola anche. E non solo, il poter portare contenuti, i veri contenuti, via, diciamo così, quelli... Vabbè, più che veri quelli che piacciono a te. Piacciono a me, sì, nel senso che appunto anche attraverso altre modalità e quindi con te Adele ho diciamo portato, dopo quell'esperienza bellissima del laboratorio di teatro evolutivo, ho detto bellissimo, mi piacerebbe tanto unirlo a quello che so fare io a queste nuove realtà. E nonché, se non che appunto un anno fa circa, grosso modo, ci siamo viste e abbiamo pensato, insomma, te stavi portando avanti l'idea di fare la compagnia di teatro evolutivo e quindi ci siamo viste e allora abbiamo pensato di portare sempre nel nostro territorio, Prato, Firenze, un corso, diciamo un percorso di studio del teatro evolutivo finalizzato alla messa in scena di contenuti altamente evolutivi. Secondo Percorso che è ancora in atto. ancora in atto, sì, e siamo appunto ospitati da Elena Miraglia, che è già stata intervistata, bellissima persona, anche lei, insomma, sono tutti belli, come mai? No, va bene, I belli non li vogliamo. esatto, se no non ti voglio. No, però di cuore, sicuramente una persona di cuore che ci ha ospitato, ha aperto le porte e ha fatto sì che questo laboratorio si creasse, si concretizzasse, scendesse proprio nel piano materiale della materia per poi ritornare dove deve andare. Insomma. Diciamo che hai anche partecipato a ben 2 progetti editoriali. Sì, 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 bellissimi, esperienze veramente formative, sì, di gruppo, che quello è fondamentale, l'essere in gruppo perché eh, tutto si diventa esponenziale, cioè un'idea di uno poi si espande, quindi Diciamo riesce. che stiamo sperimentando con la nostra casa editrice, anche adesso che è stata appena fondata, l'esperienza che abbiamo fatto di scrittura collettiva mutuandola da Don Milani Sì, e ha funzionato molto bene. sì, sì, sì. E Abbiamo quindi fatto il libro sulle fiabe del risveglio sì, e abbiamo fatto il libro ancora più, diciamo, impegnativo sul teatro, che è La potente voce della Dea, che ovunque, insomma, sento che è piaciuto moltissimo perché trattiamo il tema del femminile integrato con 5 monologhi scritti da noi, quindi veramente un lavoro che ci sta dando tanta, tanta soddisfazione. esattamente, sì. Allora, io voglio chiederti una cosa, prima di chiederti dei progetti che hai per il futuro, perché come hai appena detto sei anche molto impegnata col teatro danza e questa cosa ci fa per me come una medaglia al petto, perché avere delle operatrici che seguono non solo il servizio di portare avanti la nuova pedagogia nel loro lavoro, ma le proprie passioni che poi riescono a trasmutare anche grazie alla gioia e all'entusiasmo, no, delle proprie passioni anche nel lavoro. Ti volevo chiedere, io vengo spesso, e questa è una cosa che mi piace affrontare con te perché tu sei una veterana, no, di scuola Gira. Spesso vengo contattata da insegnanti che vorrebbero lasciare la scuola pubblica, ma non ritengono necessario fare una formazione perché loro sono ormai laureate al MIUR, dalla faccia, sono ormai laureate al MIUR e quindi perché serve fare una
A cosa serve una formazione se io sono già formata, sono già un insegnante? Potresti Esatto. dare tu una tua risposta? Perché io continuo a dirlo alle persone, ma vedo che non ascoltano bene, perché poi diciamo il 90% di loro scompaiono, vogliono semplicemente avere un lavoro, non è che vogliono fare prima un lavoro su se stessi. Ma prego. È fondamentale perché altrimenti riproponi il modello, lo trasferisci da un'altra parte. Quindi alla minima situazione con i bambini che chiaramente cioè, utilizzerai gli stessi strumenti inadatti, poi da lì voglio dire non tutte sono inadatte, cioè nel senso ci sono insegnanti molto preparate a livello cioè che fanno un lavoro su se stesse, quindi magari sì, però mettiamola lì. Noi tutti dormiamo, purtroppo non siamo Siamo svegli, tutti condizionati. tutti condizionati. E quindi chiaramente frequentare, io anche io sono laureata in scienze della formazione primaria, quindi ho fatto il percorso universitario apposta, che sì, sicuramente ti insegnano, fai le didattiche, però ti insegnano quello che vogliono loro, sostanzialmente. Ovunque tu vada, sei in un binario, quindi segui quel binario, che può anche essere utile per certi aspetti, però allo stesso tempo finisci per credere che che quella sia solo, cioè la strada utile per tutti, che sia l'unica strada. E invece fare un percorso diverso, che sia di decondizionamento, o comunque di ehm, riappropriarsi, mettersi in discussione, perché poi decondizionare che vuol dire? Secondo me, appunto, mettersi in discussione. Quindi, ok, questa cosa è in questa maniera, ma e se fosse in un'altra? E quindi andare a cercare, quindi ricercare, essere dei ricercatori costanti, e, con un pensiero critico. Il fatto è che il pensiero critico non è più una virtù, ma Non viene più praticato, soprattutto esatto, al MIUR. esatto, e quindi è importante invece riappropriarcene perché noi siamo creatori, nasciamo creatori e quindi è chiaro che se non ce lo dice nessuno, comunque più che dire non ce lo fa sperimentare perché poi alla fine il dire sì, ma più che altro è l'azione, è il fare, lo sperimentare le cose con i nostri occhiali che ci permettono di vedere chi siamo. Sostanzialmente è lì. E quando si comincia a intravedere, poi sempre più a vedere, a focalizzare questo, cioè la vita è meravigliosa, a prescindere anche dalle difficoltà, anche dalle situazioni a volte, comunque siamo in questo mondo e quindi, però le vedi in un'ottica veramente ampia e quindi, e poi più che altro scegli te. Ecco, quello che io veramente sono grata a te, al percorso, a quello che hai portato avanti, che stai portando, agli occhiali che mi hai fatto. Qui c'ho un paio di occhiali, se li vuoi usare, vedi te. E gli occhiali, oggi ce l'ho con gli occhiali, non lo so perché. No, diciamo che anche che questo percorso non è proprio una passeggiata, nel senso che comunque è un lavoro anche profondo, quindi non è che proprio è tutta rose e fiori, però è un lavoro imprescindibile perché altrimenti, come hai detto tu, riproponiamo i modelli di un'istituzione che ormai ha rivelato un po', diciamo, l'usura, le corde, cioè ha rivelato il fatto che non è più così funzionale, al fatto che se tu lavori su te stesso sei anche in grado di essere te stesso e di portare quell'enorme tesoro che tu hai naturalmente dentro ma poco usato anche ai bambini. È quello, perché poi se no non te frustrato, cioè sei frustrato, diciamo così, tendenzialmente anche se uno non lo sa o non lo vuole riconoscere, tendenzialmente la società tende a frustrarti, no? Quindi a farti abbassare la testa per poter essere, per conseguire il binario, per poter andare su quella rotaia. Cosa fai te? Riproponi questo, quindi se anche il bambino magari fa qualcosa che tu non ti è stato permesso di farlo, comunque riconosci che non va bene perché è dentro un cliché, eccetera,
Il problema è che riporti il bambino a vivere quello che tu hai vissuto e quindi non ci sarà un cambiamento. Quindi Esatto. il bambino, uno dice ma bisogna cambiare il mondo, la società non va. Te che stai facendo, te che stai lavorando su di te, perché se gli altri siamo noi. È Quindi, chiaro, è chiaro. Va siamo bene, allora adesso invece parlaci dei tuoi progetti futuri, visto che siamo in conclusione. Sì, allora i miei progetti futuri sono ovviamente di rimanere dove sono a Stellare perché cioè, ci sto benissimo, quindi è un progetto che sta crescendo e insomma bello. In più appunto in quell'occasione appunto sono riuscita a portare il teatro danza già nella realtà in cui sono, in cui siamo. Però da quest'anno il teatro danza insieme agli stati emotivi che si studiano a teatro nella tecnica Sì. ci sono delle tecniche insomma che sono super da approfondire sempre, quindi a coniugare le due cose e le sto proponendo anche ad altre realtà, quindi in altre associazioni, in altre istituzioni, altri tipi di scuole, insomma sto cercando di portare quello che è una delle mie passioni, appunto, ovvero la danza e il teatro insieme, proprio perché sento e so ad oggi che è quello il mio compito. Stare con i bambini, con i ragazzi, però sì, sicuramente la didattica, sì, però è lì, è nel teatro, nella danza, che poi comunque la porto anche attraverso le materie, quindi le discipline che si studiano, le cerco di fare anche attraverso appunto la metodologia del teatro e della danza e quindi diventa proprio, sto coniugando tutti i pezzi del puzzle della vita e quindi beh, io veramente sto bene. Senti, ma mi fai vedere la faccia delle persone alle quali hai detto che volevi lasciare il tuo posto fisso di maestra? No, vabbè, la mia mamma si è messa a piangere lì per il momento, poi ha capito, insomma, lo sa, insomma, no, quando appunto sono andata al CAF per capire come fare così, la signora che era lì, insomma, l'impiegata, alza la testa perché stava scrivendo al computer, io quindi mi dice sì, dimmi, che comincio a esporre quello che volevo sapere così, e mi fa, no, cioè, alza la testa, fa, ma ho sentito bene, cioè te hai il contratto indeterminato, c'hai il posto fisso e vuoi lasciarlo? Ha fatto, io non ti so rispondere come si deve fare perché non ho mai avuto nella mia carriera lavorativa un caso del genere. Insomma, per dire, è un aneddoto per dire che sì, certo è un po' impopolare, però... Però non saresti stata quella felice di oggi. Sì, o comunque almeno in quel momento sentivo di dover fare diversamente, cioè di seguire questa spinta. E quindi non so se adesso, cioè, a oggi come sarei se non avessi poi fatto queste scelte. Sicuramente queste sono scelte d'anima e quindi se segui la tua indole alla fine va sempre bene. Almeno questo è quello che penso. E detto questo, ci salutiamo. Io ti ringrazio tanto, Chiara. È sempre bellissimo lavorare con te, parlare con te. Insomma, poi questa è una cosa che nasce naturale. Quando poi le persone vibrano alla stessa frequenza si diventa amiche, si lavora e ci si vede volentieri anche per andare a mangiarsi la pizza. Ecco, voglio dire, si crea proprio una rete di persone affini che non è semplice trovare, soprattutto al giorno d'oggi. Per cui grazie mille e ringrazio anche voi che ci seguite e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci. Arrivederci, grazie.